Dalla stazione di Mestre la manifestazione per chiedere il cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Fermiamo la violenza, riprendiamo la pace, quasi 1 migliaio in strada. Il Ministero delle Infrastrutture, d'accordo con il sindaco Brugnaro, ha scelto Roberto Rossetto come nuovo presidente dell'Autorità per la Laguna, avrà anche i compiti di gestione e tutela di canali e mose. Alle 6:30 il Mose è entrato in funzione per proteggere Venezia, ma la comunicazione ai cittadini è stata data solo poco prima, un ritardo che per i commercianti fa la differenza. Allarme borseggi a Venezia, c'è un nuovo fenomeno, denunciano i cittadini non distratti. Verso sera arrivano bande di uomini minacciosi. Devono ascoltarci per la terza volta. Il personale degli appalti ferroviari incrocia le braccia a presidio questa mattina davanti alla stazione di Mestre con le sigle sindacali unite. Proseguono gli incontri tra proprietà e sindacati per trovare una soluzione per i 65 dipendenti rimasti senza lavoro dopo la chiusura dell'hotel Bonvecchiati a Venezia. Tumore al colon retto, Venezia e Chioggia ai primi posti per incidenza rispetto alla media regionale. Serve maggiore prevenzione, l'allarme dell'ULSS 3 serenissimo. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali la manifestazione in corso proprio in questi minuti a Mestre, nei pressi della stazione, una manifestazione per chiedere il cessate il fuoco nel conflitto tra Israele e Hamas, ma ci racconta tutto con Alberto Pivetta il nostro Filippo Fois. Buonasera Filippo. Buonasera Cristian, buonasera ai nostri telespettatori. Dunque il corteo che vedete alle mie spalle, siamo proprio alla testa del corteo, ha percorso interamente via Piave, poi è passato per via Carducci, piazzale Donatori di Sangue, piazza Barche, adesso siamo appena passati di fianco al mercato di San Michele e il corteo si sta per concludere in piazza Ferretto. Vedete alle mie spalle, nella testa del corteo, ci sono le bandiere di Israele e della Palestina, proprio a testimoniare come questa manifestazione sia per la pace. C'è la bandiera poi delle Nazioni Unite e la bandiera della non violenza. La risposta di Mestre è stata veramente molto importante. Noi adesso ci fermiamo per un istante così potete vedere quante persone ci sono. È una manifestazione composta, silenziosa, in cui l'unica parola che viene pronunciata è pace, senza schieramenti, senza strumentalizzazioni. Abbiamo visto tante persone comuni, famiglie con i bambini in carrozzina, uomini anziani, giovani, boy scout. È veramente una manifestazione di gente. Si è mossa questa sera a Mestre la gente per far sapere in centinaia, secondo me qua si supera forse anche il migliaio di partecipanti, che da parte della città di Venezia e di Mestre la posizione per un cessate il fuoco. È un messaggio veramente molto forte. Noi abbiamo parlato con gli organizzatori, quali sono circa 40 associazioni che hanno partecipato per organizzare questa manifestazione, i quali erano piacevolmente stupiti anche loro della risposta che è stata data da Mestre. Vedete che noi ci siamo fermati, ma continua questo serpentone di persone che sta raggiungendo piazza Ferretto e, come dicevo Cristian, da Mestre è arrivato un messaggio veramente forte, sentito, partecipato per la pace in Medio Oriente. Io ti restituirei la linea. Grazie Filippo, grazie a te e Alberto Pivetta per questa corrispondenza. La cronaca locale, i temi dell'attualità si va a riempire un'importante casella per la salvaguardia di Venezia. Roberto Rossetto è stato nominato dal Ministero dei Trasporti presidente dell'Autorità per la Laguna di Venezia. Ci racconta tutto Lorenzo Maier. È il nuovo presidente dell'Autorità per la Laguna di Venezia. La nomina di competenza del Ministero delle Infrastrutture è stata ufficializzata oggi dal vice premier e ministro Matteo Salvini, di concerto con quello dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin e con il sindaco di Venezia della città metropolitana Luigi Brugnaro. L'Autorità per la Laguna di Venezia, costituita nel 2020 per sostituire il Magistrato dell'Acqua, istituzione storica e centenaria, tra le varie partite dovrà gestire anche il funzionamento del Mose. La nomina, attesa da tempo, è stata così commentata dal sindaco Brugnaro. Abbiamo raggiunto un'intesa sul nome di Roberto Rossetto, presidente per l'Autorità della Laguna.
Sarà un lavoro importante, non è solo l'autorità laguna, non deve soltanto gestire il Mose, ma dovrà proprio intervenire sulla laguna e sulla realizzazione di un piano urbanistico per la laguna. Partiremo dal piano morfologico, da un'analisi di quello che succede e assieme a tutti cercheremo proprio di dare un'unica regia alle tante competenze che in laguna ci sono da molti anni. Benvenuto nuovo Presidente, benvenuto a Roberto Rossetto, lavoreremo con grande armonia. Piano morfologico ma anche delicata quotidianità, come la pulizia dei canali, la partita delle rive da innalzare, la liquidazione del Consorzio Venezia Nuova. Salvini, presentando il nuovo presidente, ha parlato di uomo di alta professionalità e dal solido curriculum, rimarcando anche la piena convergenza sulla nomina da parte di tutte le istituzioni coinvolte. L'impegno che attende il dottor Rossetto è di alta responsabilità, ha sottolineato invece il governatore del Veneto Zaia, formulando al nuovo presidente le sue congratulazioni e assicurando piena collaborazione. La CGIL ha rimarcato le questioni principali che attendono Roberto Rossetto al lavoro. Intanto i Verdi lanciano una campagna europea per salvaguardare Venezia. Consideriamo che Venezia deve diventare una battaglia anche simbolica, legata anche con tutto quello che riguarda la lotta contro i cambiamenti climatici. Dal Parlamento europeo al Parlamento italiano, da Roma a Bruxelles, passando per la Regione Veneto. L'obiettivo dei Verdi non è solo salvare Venezia, ma trasformarla in un simbolo delle politiche a tutela del pianeta, perché ciò che accade alla laguna di Venezia è per i Verdi un esempio perfetto di ciò che sta accadendo all'ambiente nel mondo, sia in generale per colpa dei cambiamenti climatici che in particolare per interventi in programma come i nuovi lavori lungo il canale dei Petroli. Si tratta di 7.500 metri di pietrame, quindi un intervento molto impattante. Si tratta di un intervento in una laguna che attraverso il canale di Petroli è visto entrare e uscire quantità d'acqua progressivamente più importanti, con uno stravolgimento quindi a livello sia idrodinamico che morfologico dell'habitat, che sappiamo essere protetto anche a livello europeo, della laguna stessa. La capogruppo dell'Alleanza Verdi Sinistra alla Camera, Luana Zanella, ha presentato un'interrogazione sull'argomento, così come la consigliera Cristina Guarda in Regione. Ma soprattutto i Verdi intendono portare l'attenzione su Venezia a livello continentale. Vola Zezzi è segretaria generale del gruppo Verdi Alleanza Libera Europea a Bruxelles. Greca di origine, ha vissuto a lungo a Venezia, per la quale lancia una petizione internazionale. Con i miei deputati al Parlamento europeo possiamo rendere questa petizione una petizione prioritaria, portarla alla plenaria, legata a Venezia e alla protezione dell'habitat. Dopodiché organizzerò un incontro con il commissario Virginijus Sinkevičius e il commissario per l'ambiente, con le associazioni ambientaliste, però anche con i nostri politici, per poter sensibilizzarlo e chiedergli di riprendere questa battaglia. E a proposito di salvaguardia di Venezia, alle 6:30 di stamane il Mose è entrato in funzione, la massima è stata di 84 centimetri. La comunicazione ai cittadini però è stata data solo poco prima, un ritardo che per i commercianti fa la differenza. Solo questa mattina alle 6:40 abbiamo avuto l'ottima notizia che il Mose per fortuna questa mattina sarebbe stato attivato. Ieri pomeriggio verso le 5 ci hanno comunicato che forse sarebbe stato attivato e quindi le persone non sanno mai bene come comportarsi. Avvertire i cittadini del sollevamento del Mose 1:10 prima del picco della marea è una comunicazione tardiva. Secondo il presidente dell'Associazione Piazza San Marco, Claudio Vernier, se ad esempio stamattina si fosse deciso di non attivare il Mose, 1:10 di preavviso sarebbe stato troppo poco per mettere in sicurezza le attività. Alla fine poi vi siete comportati come se ci fosse l'acqua alta perché l'avete saputo troppo tardi. Assolutamente sì. Ed è una perdita di produttività per la città intera, perché in tanti nel dubbio stanno chiusi. Pensa però che c'è anche un problema per quello che riguarda il porto commerciale di Venezia, chiaramente, che risentirebbe da troppi sollevamenti. Sicuramente, però bisogna ricordarsi che il Mose è stato fatto per la salvaguardia della città di Venezia e bisogna anche iniziare a dire le cose come stanno. L'innalzamento delle maree e del medio mare è implacabile e l'utilizzo del Mose da qui ai prossimi anni sarà sempre più frequente.
Piazza San Marco si sente trascurata, pur essendo il cuore del turismo, cioè dell'unica voce sulla quale si sono indirizzate le politiche economiche di Venezia negli ultimi 30 anni, e persino il simbolo di un'intera regione che all'estero non si propone come Veneto, ma come The Land of Venice, la terra di Venezia. Nei giorni scorsi, ad esempio, è scoppiata la polemica perché la somma della cifra destinata agli addobbi natalizi a Rialto e San Marco è la metà di quelli per la sola Piazza Ferretto. Venezia contribuisce alla maggior parte dei circa 35 milioni di euro di tassa di soggiorno che entrano ogni anno nelle casse comunali. Eppure gli addobbi natalizi 2023 consistono in questa fila di stelline di plastica appese sul soffitto delle procuratie vecchie. Che cosa significa appunto il commercio che rimane chiuso o aperto per quello che è il bilancio poi di questo comune? È un danno enorme, i fenomeni dell'acqua alta ormai sono in grandissima crescita dal punto di vista della frequenza. Chiudere un'attività per più di 100 volte in un anno, perché l'acqua sale e scende anche 2 volte all'interno della stessa giornata, significa meno introiti per le attività, meno lavoro per i dipendenti e meno tasse per lo Stato. Ma rimaniamo a Venezia per parlare dell'allarme borseggi. C'è un nuovo fenomeno. Vecchie conoscenze, però sono arrivati anche uomini nuovi di una certa stazza e sono tanti. Oltre alle ormai note borseggiatrici incinte che i cittadini non distratti cercano di smascherare quotidianamente, ora c'è un nuovo fenomeno. Dopo le 18:30 tra il piazzale della Stazione e piazzale Roma c'è un'invasione di bande di borseggiatori maschi e sono molto minacciosi. Quelli che ci vengono segnalati a noi vanno tra i 10 e le 20 persone e sono parecchie. Ieri io stessa ero qui e ne ho contati 13 nel giro di 10 minuti, cioè una cosa impressionante. E la situazione sembra destinata a peggiorare. C'è un avvertimento da parte anche dagli altri comitati, dei vari comitati italiani che fanno la stessa cosa nostra, cioè hanno proprio visto l'aumentare di uomini e c'è anche un messaggio proprio dalla Romania che ne stanno arrivando e per Natale sarà un bel problema, ecco. I cittadini non distratti ci mettono la faccia tutti i giorni. Monica è stata anche minacciata di morte, eppure loro continuano ad esserci, ma da soli non possono farcela. Bisogna usare il pugno duro, cioè queste persone, cioè i cittadini pagano per avere una sicurezza e stiamo vedendo in tutta Italia cosa sta succedendo. L'ultimo video girato a Roma, cioè hanno preso a cinghiate i passeggeri, questi ladri, cioè non so a dove si voglia arrivare. Qui c'è tutte le leggi all'incontrario e non va bene. E a parlare di questo fenomeno è anche il questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso, a margine di un incontro nella nostra redazione di Marghera con il direttore di Media Nord-Est, Luigi Baccialli. Abbiamo sviluppato delle azioni insieme ad altre forze di polizia e anche su quel piano abbiamo messo in pratica numerose misure di prevenzione. Abbiamo aumentato fortemente l'emissione di fogli di via e abbiamo conseguentemente aumentato in modo significativo le denunce nei confronti di coloro che violano i fogli di via. E tutto questo è propedeutico alla possibilità di adottare misure ancora più cogenti, perché dalla violazione di queste misure di prevenzione può nascere la possibilità di adottare misure di prevenzione di natura personale ancora più forti e da quelle violazioni può derivare anche la possibilità di adottare dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, cosa che peraltro è accaduta nei confronti di una borseggiatrice che ha violato la sorveglianza speciale che nei suoi confronti era stata adottata, e questo ha consentito di procedere all'arresto. Ancora cronaca, subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in onda per la cronaca sindacale vi raccontiamo il terzo sciopero del personale degli appalti ferroviari che stamane ha organizzato un presidio davanti alla stazione di Mestre con le sigle sindacali unite.
Siamo qui per portare la voce dei nostri iscritti e di tutti gli iscritti e non degli appalti ferroviari che seguono le pulizie a bordo treno, le pulizie in stazione, l'assistenza disabili, la manutenzione e molto altro. Come primo step per noi sono stati lo sciopero del 27 settembre di 4 ore per quanto riguarda il ticket. Loro prendono un ticket di 5,20 €, ormai con gli aumenti che c'è del caro vita non si riesce a mangiare neanche un panino, ma questo è solo un piccolo inizio perché loro purtroppo hanno molte mancanze a livello contrattuale, con un rinnovo contrattuale che sta entrando in questo momento dove non si garantisce forse neanche la clausola nell'ingresso dell'appalto ferroviario e delle attività ferroviarie. Quindi la nostra clausola sociale è importantissima per loro perché comunque ci troviamo già in società dove viene sfruttato il contratto dei multiservizi che è il più basso che si può applicare a un lavoratore. Come stando adesso l'economia e il lavoro per loro vuol dire andare giù di 10 passi, quindi noi vogliamo portare la voce loro avanti e cercare di migliorare la loro vita sia lavorativa che privata. Dal settore dei trasporti al comparto alberghiero c'è un altro fronte. Ruota attorno al 14 novembre la prima data utile in cui i sindacati sperano di chiudere un accordo positivo dopo le prime riunioni con la proprietà dell'hotel Bonvecchiati in Bacino Orsello a 2 passi da Piazza San Marco a Venezia. In ballo ci sono i 65 lavoratori assunti a tempo indeterminato che però dal 31 ottobre scorso si sono ritrovati senza più il loro posto di lavoro per la chiusura dell'albergo che dovrà affrontare importanti lavori di ristrutturazione. Non si parlerà di riapertura prima di 2 anni e per lo più con un nuovo assetto. Perciò CGIL, UIL e CISL hanno tenuto il punto, ribadendo al tavolo l'importanza degli ammortizzatori sociali. E sono arrivati i primi segnali, anche se ancora interlocutori, di timida apertura da parte del datore di lavoro. Nell'incontro avvenuto nella giornata di ieri tra organizzazioni sindacali e rappresentanze dell'hotel Bonvecchiati, le parti hanno continuato a discutere su possibili incentivi per i lavoratori che in maniera assolutamente volontaria volessero uscire dall'azienda e contemporaneamente anche dell'attivazione di un qualsivoglia possibile ammortizzatore sociale per i lavoratori che non accettassero i suddetti incentivi. Sostanzialmente uscite sì, ma solo se volontarie, e ammortizzatore sociale per chi invece non decide di accettare l'incentivo. Ci sarà comunque tempo fino a fine anno per trovare l'accordo definitivo. Proseguono gli incontri, poi il tavolo si sposterà anche in regione. Parliamo di tumore al colon retto, c'è un primato tutto veneziano che fa scattare l'allarme. Togliendo un polipo, grazie alla prevenzione, si toglie anche la possibilità di sviluppare un tumore. C'è una bellissima diapositiva che gira da tanti anni in gastroenterologia, c'è la sequenza polipo-cancro, cioè tu vedi il filmino in cui c'è il polipetto che è piccolino, poi cresce, più grande e poi diventa tumore. Tu lo segui alla base e hai risolto il problema. La prevenzione ti salva la vita. È così che la ULSS 3 Serenissima in questi giorni ha dato il via a una nuova campagna informativa sulla necessità di scovare i possibili tumori grazie agli screening completamente gratuiti. Il focus sui casi di tumore al colon retto. In Italia ha un'incidenza dell'80,3% ogni 100.000 abitanti. Tra i numeri del cancro è al terzo posto dopo quello al seno e alla prostata, così dai dati 2022 dell'Istituto Superiore della Sanità e diffusi dalla ULSS 3 Serenissima. I dati del Veneto vanno ancora più nello specifico, evidenziando come Venezia, rispetto alla media regionale, registri la maggiore incidenza di casi. Sicuro è che noi nell'area di Milano Dolo, che ha cominciato lo screening degli anni prima e che c'è quindi un'attitudine maggiore, vediamo un'incidenza minore sia delle malattie che della mortalità. Quindi questo sicuramente è un gesto piccolo che, senza andare a pensare a chissà che altre cose, può dare un significativo impatto sulla propria salute. Il test è davvero semplice da farsi. Tante le farmacie che hanno aderito alla campagna di screening grazie alle lettere di invito dell'azienda sanitaria veneziana che, se smarrite, sono facilmente recuperabili. E se la persona non ha più la lettera di invito, ci chiama, noi rimandiamo la lettera con le etichette e con questa si va in farmacia. Il farmacista e il personale della farmacia consegnerà il campioncino nuovo e quindi lo screening potrà essere assolutamente fatto.
Da Venezia e provincia è tutto anche per questa edizione, vi lascio le previsioni del tempo, buona serata. Per la tua casa vuoi sicurezza e comfort? Nel nostro showroom trovi serramenti efficienti e consulenza specializzata. Ti aspettiamo in via 13 Martiri 106 a San Donà di Piave. Benvenuti al Meteo, previsioni per sabato 11 novembre. Sul Veneto tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso. Possibili foschie e nebbie nelle prime ore della giornata. Non sono attese precipitazioni, salvo qualche nevicata sui rilievi. Temperature minime tra i 3 e 7 gradi, massime stazionarie sugli 11-14 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia giornata caratterizzata da cielo poco nuvoloso o variabile. Possibili peggioramenti a partire dal pomeriggio con qualche locale rovescio anche a carattere temporalesco. Temperature minime tra i 6 e i 10 gradi, massime comprese tra i 12 e i 15 gradi. Sul Trentino Alto Adige, tempo in prevalenza soleggiato con rinforzo dei venti da nord-ovest, specie in quota. Non sono attese precipitazioni. Temperature minime intorno ai 2 gradi, massime tra gli 11 e i 14 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto. Arrivederci. Per la tua casa vuoi sicurezza e comfort? Nel nostro showroom trovi serramenti efficienti e consulenza specializzata. Ti aspettiamo in via 13 Martiri 106 a San Donà di Piave.